guardati intorno. Vedi qualcosa di nuovo? Nel corso di quest'anno Dio ci ha parlato, portando i nostri passi verso una precisa direzione: il tempo di essere. Ha detto alle donne che è il tempo di essere coraggiose, per non avere paura di posizionarsi nelle proprie case in questo mondo come figlie di Dio. Agli uomini che è tempo di essere bracieri in cui il fuoco dello Spirito possa ardere, trasformando le nostre vite e infiammando ogni cosa intorno a noi. Ai giovani e ai teens ha detto di essere uniti, creare vere relazioni che li aiutino a far emergere la loro vera identità, una santa e integra identità. Ha ministrato che i bambini devono restare bambini perché chi è come loro entrerà nel regno dei cieli. E alla Chiesa che è il tempo di essere veramente una chiesa missionaria per essere rilevanti in questo mondo. Ha detto che è il tempo di portare il Vangelo in molti modi, ma senza perdere la sua essenza, essendo e creando imitatori di Cristo. Ha parlato di un tempo in cui essere profeti in questo mondo, anche attraverso la danza, e ci ha direzionati ad essere uno anche al di fuori della Chiesa, iniziando dalle nostre case. Quando si parla di essere, non ci si riferisce a qualcosa di passeggero che in una notte nasce e in quell'altra muore, ma si sta parlando di avere una radice, una vera identità. Così come Gesù disse prima che Abramo fosse nato: io sono, facendo riferimento alla sua eternità e immutabilità, così anche noi, Chiesa, anche noi vogliamo essere. Vogliamo che Dio e il mondo possano vedere in noi non quello che pensiamo, non solo quello che facciamo, ma più di ogni altra cosa chi noi siamo. Manifestarci in questo tempo come figli di Dio che non si vergognano del Vangelo, ma che prendono la responsabilità dello Spirito Santo che vive dentro di noi. Vogliamo fare la sua volontà e vivere i sogni e i desideri di Dio per noi. Lui ci chiama oggi a essere la generazione eletta, sacerdoti del Re, la sua gente santa, il popolo che ha acquistato con il suo sangue. E noi vogliamo rispondere a questa chiamata, essendo la Chiesa che Lui ha desiderato e per la quale ha pregato, dicendo che siano tutti uno in me. Per questo, a partire da questo 20° anno di Chiesa, vogliamo sigillare quello che Dio ha messo davanti a noi. È tempo di essere, Chiesa, è tempo di essere, e a partire da oggi vivremo ancora di più questo nuovo tempo, il tempo di essere uni in Cristo, il tempo di essere Chiesa, il tempo di essere Church.
che il suo nome è il più alto, il suo nome è il più grande, è al di sopra di tutto, regni, domini, governi, poteri. Dei domini, governi, il suo nome è al di sopra di tutto. Ancora una volta il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi, Prenda questo momento per adorare, Signore, dichiarare tu sei santo. Non perdere questo momento. Non perdere questo momento la presenza del nostro Dio. Non perderti questo momento di adorazione. Santo, santo, santo. Presenza, non vogliamo nessun altro. Spirito Gesù. Sei tutto ciò che io
ciò che pensavo di volere non si compara a conoscerti. Io sono tu e tu sei mio. Ho trovato in te il mio tesoro. Adesso amarò fino alla fine a guardare gli occhi tuoi. Voglio Gesù, voglio Gesù, niente più mi può soddisfare, niente più mi può soddisfare. Più dell'argento e dell'oro, sei il mio bene più prezioso. Adesso che ho provato la tua bontà, niente più mi può soddisfare. Voglio Gesù, voglio Gesù, niente più mi può soddisfare, niente più mi può soddisfare. Voglio Gesù, voglio Gesù, niente più mi può soddisfare, niente più mi può soddisfare. Voglio Gesù, voglio Gesù, niente più mi può soddisfare, niente più mi può soddisfare. Voglio Gesù, voglio niente più mi può soddisfare, niente più mi può soddisfare. Solo la tua presenza, Gesù. Solo la tua presenza, Gesù. Solo la tua presenza. Non voglio nessun altro, non voglio nient'altro. Tu sei il mio tutto, Gesù. Gesù, noi ci arriviamo alla tua presenza. Io non voglio nessun altro, io non voglio nient'altro. Sei il mio tutto, sei il mio tutto. Io non voglio nessun altro, io non voglio nient'altro. Sei il mio tutto, Gesù, sei il mio tutto. Io non voglio nessun altro, io non voglio nient'altro. Sei il mio tutto, sei il mio tutto. Io non voglio nessun
io non voglio nessun altro, io non voglio niente altro. Sei il mio tutto, sei il mio tutto, sei il mio tutto, sei il mio tutto. Voglio Gesù, voglio Gesù, niente più mi può soddisfare, niente più mi può soddisfare. Voglio Quero Jesus, quero Jesus, me satisfaz, nada mais me satisfaz. Tua presença vale de ti, Jesus. Tua presença vale de ti, Jesus. Quanti vogliono Gesù questa sera? Quanti vogliono Gesù come abbiamo appena cantato? La buona notizia è che Lui è qua, che Lui qua è presente, che Lui qua è vivo, che Lui qua si può sentire, si può vedere, si può toccare. E questa sera vuole parlare al tuo cuore. E in questo momento, il momento della Santa Cena, noi prenderemo questo Gesù che tanto vogliamo. Prima di leggere i versetti della Santa Cena, in Prima Corinzi, al capitolo 10, versetto 16, dice più o meno così: il pane che noi spezziamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un solo pane, noi che siamo molti siamo un unico corpo, poiché tutti partecipiamo di quell'unico pane. Questo è essere Chiesa, questo è essere B-Church, questo è essere uni in Cristo. Noi siamo un unico corpo. Noi facciamo parte del corpo di Cristo. E prima di prendere la Santa Cena, di solito lo facciamo all'inizio, ma oggi voglio chiedere di farlo in un modo più profetico. Dai un abbraccio alla persona vicino a te, un abbraccio sincero, un abbraccio che lo faccia sentire parte di quest'unico corpo, per sigillare questa unità che noi siamo in Cristo Gesù. Dice così la parola del Signore in Prima Corinzi, capitolo 11, dal versetto 23 in avanti. L'Apostolo Paolo ci scrive:
poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che voi mangiate da questo pane e bevete da questo calice, voi state annunciando la morte del Signore finché Egli venga. Una volta al mese noi ci riuniamo per celebrare la Santa Cena del Signore, per ricordare quel giorno in cui Lui è morto per noi. È qualcosa che noi dovremo ricordare ogni giorno della nostra vita e celebrare ogni giorno della nostra vita, perché quel giorno preciso Lui ha preso su di sé tutti i nostri peccati, tutte le nostre colpe, tutti i nostri errori, li ha tolti da noi e li ha presi su di sé. E sapete, in quel momento tutti noi siamo stati figli, no? In quel momento il figlio non è stato amato dal padre. Il padre guardava verso di lui e vedeva tutte le colpe del mondo. Penso che a nessuno di noi sarebbe piaciuto o è mai piaciuto che il nostro padre ci guardasse con un occhio di disprezzo per qualcosa di brutto che avevamo fatto. Ma Gesù ha sopportato anche questo per noi. Quel giorno Lui è morto sulla croce e attraverso quel sacrificio ci ha dato la vita eterna. E oggi noi, attraverso la Santa Cena, ancora una volta celebriamo e ricordiamo questo miracolo, che è il miracolo più grande al quale noi potessimo aspirare: la salvezza in Cristo Gesù. Preghiamo insieme allora per questi alimenti, preghiamo per la nostra vita cristiana, preghiamo e ringraziamo il Signore per tutto quello che ha fatto, che fa e che ancora farà nelle nostre vite. Signore Gesù, in questo momento, Signore, siamo qua riuniti come Tua Chiesa per ricordare come Tu stesso ci hai chiesto quel giorno in cui Tu sei salito sulla croce, quel giorno in cui hai subito le sofferenze, hai subito gli oltraggi, le violenze degli uomini, quel giorno in cui hai caricato su di Te tutti i nostri peccati e sei morto per noi. Ricordiamo, Signore, quel terzo giorno in cui Tu sei risorto. Celebriamo, Signore, il giorno in cui Tu sei asceso al Padre. Celebriamo, Signore, ognuna di queste cose, tutti questi attimi, perché tutto quello che Tu hai sopportato e hai vissuto ci permette oggi di ricevere la vita eterna. Per questo noi Ti ringraziamo, Signore, e preghiamo affinché la nostra vita possa essere una vita santa, una vita consegnata interamente a Te, una vita che permette un giorno di ricongiungerci lassù nel cielo. Nel nome di Gesù benedici questi alimenti, benedici questa Santa Cena, e che ogni persona che oggi avrà l'onore, la possibilità di prendere la Santa Cena possa sentire ancora una volta il Tuo soffio vivo dentro di sé. Per questo noi Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Questo amore che ha cambiato la mia vita, che è questo amore che allontana il mio timore,
che è questo amore che mi ha scelto dall'inizio, e che è questo amore che brucia dentro me. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Che è questo amore che ha cambiato la mia vita, che è questo amore che allontana il mio timore, e che è questo amore che mi ha scelto dall'inizio, di chi è questo amore che brucia dentro me. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto, perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto, perché lui vivo è. Come un agnello,
ora tutti insieme come un solo corpo, così come il nostro Signore Gesù ci ha insegnato. Prendiamo questo pane che per noi rappresenta il corpo che Gesù ha sacrificato per noi. E dopo il pane, come anche gli apostoli hanno fatto quel giorno, prendiamo questo calice che per noi rappresenta il sangue che Gesù ha versato per noi, per lavarci dai nostri peccati e farci entrare nella nostra terra promessa. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è. Morì come un
nostro Amen, alleluia. Possiamo fare un grande applauso al Signore. Lui ha vinto. Grazie Gesù per quello che hai fatto, che fai e che farai per noi. Amen, alleluia. Amen, possiamo accendere le luci. Adesso abbiamo un po' di avvisi da dare. Il primo è quello di in casa. Questo mercoledì vi invitiamo ai nostri culti in casa che si tengono in 5 case, in 5 zone diverse di Verona. Se posso avere il banner qua, grazie. Ecco, Cadi David, Ronco all'Adige, Saval, Bussolengo, Porto San Pancrazio. Quindi vi invitiamo a controllare la casa che è più vicina alla vostra. Mettetevi in contatto con i leader che sono scritti qua e vi aggiungeranno al gruppo WhatsApp e sarete più che benvenuti a stare insieme a noi per essere uno insieme in casa. Amen? Mi mancava. Ok, il secondo avviso è per i nostri giovani. Sarà un fusion speciale perché avremo un amico misterioso il 15 dicembre alle ore 15. Quindi vi invitiamo a stare insieme a noi. Non vi racconterò, è tipo un amico segreto, però ha un twist, ha qualcosa di diverso, quindi dopo vi spiegheremo tutto nei gruppi dei giovani, quindi state attenti. Importante sarà comprare un regalo che deve essere unisex, quindi che vale tanto per femmine quanto per maschi, di valore massimo di 10 euro, quindi potete farcela, e portare una bibita, un dolce, salato per stare insieme. Amen? E abbiamo l'avviso del nostro musical di Natale che si chiama La Fine, il 21 dicembre, sabato alle ore 20. Io faccio parte del teatro e posso dirvi che sarà fantastico. Piccolo spoiler, sarà veramente meraviglioso, quindi vi invitiamo a stare insieme a noi per celebrare insieme il nostro Gesù. Amen? E ultimo avviso, Capodanno. Capodanno, quindi avremo un culto qua il 31 dicembre e vi chiediamo la conferma per chi ci sarà. Quindi sul nostro gruppo di tutta la chiesa, il gruppo B-Church su WhatsApp, c'è un modulo da compilare dove tu, se accedi lì, puoi dire in quanti sarete, 1, 2, 3, la famiglia intera, quindi così noi possiamo programmarci, organizzarci per ricevervi al meglio per questa data speciale che passeremo insieme a Virado Duan, il Capodanno. Amen. Finiti gli avvisi, grazie al cielo, possiamo passare alle decime. Quindi vi invito ad alzarvi in piedi. In questo momento faremo le decime e le offerte. Importante, potete portare qui davanti e abbiamo il POS là dietro se volete pagare in contanti, abbiamo anche il QR code se volete fare direttamente col telefono e importante da dire, ci sono anche le buste di missioni dove se volete fare una donazione per sostenere i progetti che noi abbiamo in missione potete andare lì e c'è proprio la busta, chiedete la busta proprio per le missioni e lasciate il vostro contributo. Ogni contributo è benvenuto, donate con gioia, con allegria per il Signore e per la casa del Signore. Amen. Invito a prendere ciò che avete con gioia, con allegria. Adesso faremo una preghiera e poi potrete portare qua davanti. Padre, noi ti ringraziamo per un altro giorno di vita che ci hai concesso, ti ringraziamo per questo culto, un culto che fin dall'inizio noi sentiamo la tua presenza, sentiamo che tu sei qua e ti muovi in mezzo a noi. In questo momento io voglio pregare, Signore, per le nostre decime offerte, Signore. Sappiamo che tu non hai bisogno di soldi, ma la tua casa sì. La tua Chiesa ha bisogno di soldi per essere sostenuta, per continuare a crescere, perché il regno possa avanzare, perché possa raggiungere altre vite, altre persone, perché possiamo mandare missionari, perché possiamo, Signore, rendere la tua casa un posto gradevole, un posto accogliente, Signore. In nome di Gesù io ti chiedo, Signore, e ti ringrazio per ogni persona che porterà qualcosa, che contribuirà con gioia per la tua opera, Signore, che tu possa benedire, Signore, la sua casa, la sua famiglia, il suo lavoro, che dove lui possa mettere le sue mani, che possa essere benedetto, che possa prosperare, che possa moltiplicare, Signore. In nome di Gesù benedici la tua Chiesa, benedici la tua casa. Noi ti ringraziamo. Amen.
avvolgi con il tuo amor. Aspetterò e la mia anima non si arrenderà. Ti vedrò come luce dell'alba brillerai. Io so che non calderai come il sole, mai più ci separeremo dal tuo amore. La tua grazia si rinnova in ogni alba. I tuoi figli non hanno più nulla da temere. Abbiamo trovato il nostro posto in te. Nell'allegria e nel dolore tu sei costante. Abbiamo bisogno del tuo amore. Quando sale la marea, sei la terra ferma, posso trovare rifugio. Dichiara aspetterò. Aspetterò e la mia anima non si arrenderà. Ti vedrò come luce nell'alba Brillerai, io so che non tarderai come il sole, mai più ci separeremo dal tuo amore. Dichiara la tua grazia si rinnova. Tua grazia si rinnova in ogni alba. I tuoi figli non hanno più nulla da temere. Abbiamo trovato in te. La tua grazia si rinnova in ogni alba. I tuoi figli non hanno più nulla da temere. Abbiamo trovato il nostro posto Di te. Brillerai, io so che non tarderai come il sole, mai più ci separeremo dal tuo amore. Amen. Possiamo passare al momento della parola. Potete sedervi. Amen. Signore Gesù, in questo momento vogliamo ascoltare, Signore, una parola da parte Tua, una parola che possa trasformare le nostre vite, una parola che possa cambiare i nostri cuori, una parola, Signore, che ci dia quella esortazione a continuare sulla via che Tu hai prefissato davanti a noi. Io ti prego, Signore, nel nome di Gesù, che Tu possa toccare ogni persona qua dentro, che la Tua volontà possa essere fatta questa sera, che la parola che oggi Tu vuoi portare alla Tua Chiesa non sia soltanto un lieto ascoltare, Signore, ma che ancora di più possa portare, Signore, un'applicazione nella nostra vita, Signore. Nel nome di Gesù, per questo io ti prego e ti ringrazio questa sera. Amen. Amen.
Allora vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel libro del profeta Geremia, al capitolo 7. Finché so che state cercando nelle vostre Bibbie mentali il versetto, ma nel frattempo vogliamo presentare i visitanti che sono con noi questa sera. Vi chiedo umilmente perdono per la pronuncia dei nomi, ma sono con noi Marianna. C'è Marianna, amica di Soterio. Marzia, è giusto? C'è una Marzia o forse ho letto male? C'è una Marzia, sì, là dietro. Pietro, tu sei visitante? È la prima volta che vieni, Pietro? È vero? Ma dai, ormai Pietro è il nostro grande conosciuto grazie al calcio, ma anche con gli Fusion, sei già venuto ai Fusion, no? Sì. Beatrice. Vinicius, ok, Raissa, Isabella, è di là con i bambini, ok, Michael là dietro e, guarda, questo è difficile, Niponi, è giusto la pronuncia? Niponi, sì, facciamo finta di sì, ok. Cosa possiamo dire a tutti quanti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Se qualcuno vicino a loro può dargli un bel abbraccio, grazie mille, farli sentire benvenuti. Amen. Il libro del profeta Geremia, oggi Giampaolo sei qua con me oggi, che piacere. Profeta Geremia capitolo 7, dal versetto 22 in avanti, Dio dice così a Geremia: poiché io non parlai ai vostri padri e non diedi alcun comandamento quando li feci uscire dal paese d'Egitto circa olocausti e sacrifici, ma questo comandai a loro: ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate in tutte le vie che io vi prescrivo affinché siate felici. Ma essi, cioè il popolo di Israele, non ascoltarono, non prestarono orecchio, ma camminarono seguendo i consigli e la caparbietà del loro cuore malvagio. E invece di andare avanti, si sono voltati indietro. Possiamo ripetere quest'ultima frase insieme da dopo la virgola? E invece di andare avanti, si sono voltati indietro. Questo è il tema del messaggio che io voglio lasciare a voi questa sera. Invece di andare avanti, sono tornati indietro. Qua Dio, per mezzo del profeta Geremia, o in questo caso specifico al profeta Geremia, sta parlando a proposito di quell'episodio passato in cui Dio ha fatto uscire il popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto. No? Sappiamo tutti quanti questa storia. Dio ha innalzato un leader, Mosè, tra il popolo di Israele, e attraverso Mosè ha fatto uscire Israele dalla terra d'Egitto. E qua dice: io, quando vi ho fatto uscire dall'Egitto, non ho chiesto ai vostri padri, non ho chiesto al popolo di Israele che mi facessero sacrifici o che mi facessero olocausti.
No, sappiamo che a quel tempo c'era questa cultura, anche prima dell'Esodo c'era già la cultura, noi sappiamo già dal tempo di Abramo, anche di Giobbe, c'era la cultura di fare sacrifici a Dio. Ma qua Dio dice: quando sono usciti dal paese d'Egitto io non ho chiesto a loro di fare sacrifici. I sacrifici glieli ho chiesti dopo, quando stavano peregrinando nel deserto. Ho cominciato a dare la legge a Mosè, ma quando io li ho portati fuori dall'Egitto, quando li ho fatto uscire dalla schiavitù, io non ho chiesto a loro sacrifici. Non ho chiesto a loro nessun tipo di olocausto, ma una cosa ho chiesto a loro: che ascoltassero la mia voce e camminassero nelle mie vie. Il versetto 24 finisce dicendo: ma loro non mi hanno ascoltato, loro non mi hanno prestato orecchio, ma hanno camminato secondo i consigli e i desideri malvagi del loro cuore. E invece di andare avanti, loro sono tornati indietro. Che cosa significa che sono tornati indietro? Che cosa significa andare indietro? Il popolo di Israele era schiavo in Egitto e Dio li ha liberati dalla schiavitù. Da schiavi sono diventati liberi. Ma il popolo di Israele più di una volta ha detto: è meglio che ritorniamo alla schiavitù dell'Egitto. Qua non c'è da mangiare, non c'è da bere, non c'è la carne. Gli mancava una bella costella fatta al forno, come quella che ho fatto io l'altro giorno, vero? Gli mancava e ha detto: no, torniamo indietro, torniamo alla schiavitù dell'Egitto. Un'altra cosa, il popolo di Israele ha visto il sovrannaturale di Dio finché uscivano dall'Egitto. Ha visto le piaghe che Dio ha mandato sovrannaturalmente sul popolo egiziano. Ha visto come Dio ha aperto il Mar Rosso davanti a loro. Ha visto come Dio si è messo come una colonna di fuoco davanti a loro per fargli strade in mezzo al deserto. Ma nonostante questo, il popolo di Israele si è voltato indietro. Nonostante avesse visto il sovrannaturale di Dio, si è voltato indietro. Il popolo di Israele, uscendo dall'Egitto, ha avuto una promessa di Dio, una promessa che Dio ha dato a Mosè, quella stessa promessa che poi ha rinnovato a Giosuè, ovvero: io non vi abbandonerò, io non vi lascerò. E questa è una promessa incredibile che Dio ha lasciato col popolo di Israele, ma nonostante la promessa che Dio sarebbe stato con loro, il popolo di Israele si è voltato indietro. E Israele ha ricevuto una promessa forse ancora maggiore. Dio gli dice: io vi prometto che vi porterò nella terra promessa, in quella terra dove scorre il latte e il miele. E nonostante questa promessa, una promessa di Dio, di un Dio infallibile, di un Dio che non mente, di un Dio che non sbaglia, nonostante questa promessa, il popolo di Israele si è voltato indietro. Dio non aveva chiesto niente al popolo, non ha chiesto sacrifici, non ha chiesto olocausti, non ha chiesto niente di niente. Ha detto: basta che voi seguite sulla strada che io metto davanti a voi. Seguite questa strada, è l'unica cosa che vi chiedo. Ma nonostante questa unica richiesta, il popolo di Israele non ha seguito quella strada e invece di andare avanti è ritornato indietro. È incredibile che se noi vediamo queste cose che il popolo di Israele ha ricevuto, noi possiamo riproporle molto facilmente nella vita di tutti quanti noi. Anche se non siamo israeliti, anche se non siamo mai stati in Egitto, anche noi eravamo schiavi del peccato. E Gesù, quel giorno che abbiamo appena celebrato con la Santa Cena, in cui si è sacrificato per noi, quel giorno Lui ci ha liberato da questa schiavitù. Se noi proseguiamo avanti su questa strada, noi saremo veramente liberi. Ma se noi ritorniamo indietro, noi torneremo a essere schiavi. Così come gli israeliti volevano: ritorniamo in Egitto, saremo schiavi, ma almeno i desideri del nostro cuore saranno saziati. Se noi ritorniamo indietro, anche noi torneremo a essere schiavi del peccato. Anche noi, probabilmente io credo che quasi tutti voi, se non tutti voi, abbiate già visto il sovrannaturale di Dio nelle vostre vite. Forse
non avete visto un mare che si apre davanti a voi, ma avrete visto in che modo le piccole coincidenze della vita non lasciano spazio a altra possibilità che non sia Dio a mettere queste coincidenze davanti a voi. Forse semplicemente avete sentito la presenza dello Spirito Santo, una presenza sovrannaturale che vi ha fatto provare sensazioni che fino a quel momento non avevate mai provato. Forse durante una lode, forse finché una persona imponeva le mani su di voi. Io credo che molti di voi hanno già sentito questo sovrannaturale, o hanno già provato, hanno già visto, hanno già gustato le esperienze che possiamo avere con lo Spirito Santo. Così come Israele aveva vissuto il sovrannaturale. Se noi torniamo indietro, significa rinunciare a tutto questo sovrannaturale. Così come Israele voleva rinunciare a vivere il sovrannaturale di Dio. E così come Israele aveva questa promessa di Dio: io sarò con voi, io vi guiderò, io sono per voi. Anche noi abbiamo quella stessa promessa. In Matteo 28 Gesù ci dice: ecco, io sono con voi fino alla fine dell'età presente, fino alla fine dei tempi. Io sarò per sempre insieme a voi. Quella stessa promessa che c'era su Israele c'è anche sulle nostre vite, se noi proseguiamo avanti. Ma dal momento che noi ci voltiamo indietro, quella promessa scompare dalle nostre vite. La Bibbia dice: avvicinatevi a Dio e Lui si avvicinerà a voi. Ma se noi ci allontaniamo da Dio, se noi ci voltiamo dall'altra parte, come possiamo pensare che Dio resti al nostro fianco? Che Dio resti lì sulla strada? Che Dio ci tenga per mano anche quando stiamo andando dalla parte che Lui non vuole che noi andiamo? E così come Israele ha avuto la promessa di ereditare la terra promessa, la terra di Canaan, così anche noi abbiamo questa stessa promessa, la promessa di ereditare il regno dei cieli, di essere coeredi con Cristo di questo regno meraviglioso. Ma questa eredità, questa promessa si può realizzare soltanto se noi andremo avanti. Ma se invece di andare avanti noi torniamo indietro, questa promessa non può realizzarsi sulla nostra vita, e tutte le altre promesse non possono realizzarsi sulla nostra vita. E voi mi direte: ma pastore, io sono credente da tanti anni, io vengo in chiesa tutti i sabati, io sono sempre qua, io aiuto anche, io figurati, no? Io non sono tornato indietro, sono qua, mi vedi? No? Ma il popolo di Israele è mai tornato in Egitto? Il popolo di Israele non è ritornato in Egitto. Anche se qua Dio a Geremia dice che il popolo è tornato indietro, in realtà non è una cosa letterale. Il popolo di Israele non è mai tornato in Egitto. Allora che cosa significa quello che Dio sta dicendo a Geremia? Il diacono Stefano fa un discorso nel Sinedrio in Atti degli Apostoli al capitolo 7 in cui spiega molto bene questa parola che Dio ha rivolto a Geremia. Dice così, parlando di Mosè, dice: questo Mosè è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo, gli parlava sul monte Sinai, e che ricevette parole di vita da trasmettere a noi. Ma i nostri padri, il popolo di Israele, non vollero dargli ascolto e lo respinsero e si volsero in cuor loro verso l'Egitto. Qua Stefano ci sta spiegando che cosa vuol dire tornare indietro, che cos'era questo tornare indietro del popolo di Israele. Non è che Israele veramente ha preso e ha detto: andiamo in Egitto, e sono tornati veramente in Egitto. Non è mai successo questo. Ma il popolo di Israele non ha dato ascolto a Mosè, lo hanno respinto e si volsero, sono tornati nel loro cuore verso l'Egitto. Questo è il tornare indietro di cui noi stiamo parlando oggi. E ci sono tanti cristiani che fisicamente sono in chiesa, che fisicamente sono qua, ma che in realtà sono già tornati indietro. Ci sono tanti credenti che
partecipano ai culti, partecipano a questo, magari c'è qualcuno che partecipa anche ai ministeri, ma in realtà è tornato indietro. Gesù, scrivendo a una delle 7 chiese nell'Apocalisse, la chiesa di Sardi, alla chiesa di Sardi dice: tu hai la fama di vivere, ma in realtà sei morto. Ovvero il tuo nome è grande, tu ci sei presente, ma in realtà è come se non ci fossi. Tu sei un cristiano morto, c'è solo la fama, il nome e nulla più. E fratelli, è molto pericoloso che questo avvenga nelle vite di noi cristiani che hanno la fama di vivere, ma che in realtà sono morti. Cristiani che fisicamente ci sono, ma il loro cuore non c'è. Il loro cuore è già ritornato indietro. Tanti cristiani sono tornati indietro perché, è vero, sono usciti dall'Egitto, ma in realtà l'Egitto non è mai uscito da dentro di loro. È attribuita a John Wesley una frase che dice: la conversione toglie il cristiano dal mondo, ma è la santificazione che toglie il mondo da dentro il cristiano. E sono due cose molto diverse. Uscire dal mondo è il primo passo che noi facciamo nella nostra camminata cristiana, ma è necessario che noi come cristiani viviamo una santificazione dei nostri cuori, una santificazione dei nostri desideri. Prima abbiamo cantato Santo, Santo, Santo. Quando questa parola è riferita a Dio, significa adorazione. Santo, tu Dio sei santo, noi ti adoriamo perché sei santo. Ma quando questa stessa parola è riferita all'uomo, non è in senso di adorazione. Io non dico Santo João perché João, tu sei una persona da adorare, non è così. Se io sto dicendo João che è santo, è perché João è una persona separata per Dio, è una persona che non vive più i suoi desideri, i desideri del suo cuore, i desideri della sua carne, ma vive i desideri di Dio. Questi ebrei non vivevano i desideri di Dio, vivevano i propri desideri. Nel loro cuore sono tornati verso l'Egitto. E così, allo stesso modo, ci sono cristiani oggi che c'è bisogno che vivano una santificazione del loro cuore, perché non possiamo vivere i nostri desideri, perché i nostri desideri, i desideri della nostra carne non ci porteranno in un bel luogo. Noi dobbiamo iniziare a vivere i desideri di Dio, i desideri di Dio. E fare questo è molto facile quanto molto difficile. Il segreto per vivere i desideri di Dio e abbandonare i nostri è avere Dio come centro delle nostre vite. Se Dio è al centro della tua vita, se Dio è al centro dei tuoi pensieri, se Dio è al centro delle tue azioni, allora tu riuscirai a vivere, a compiere questa santificazione del tuo cuore. Se prima di fare una qualsiasi azione, prima di dare una qualsiasi parola, tu hai in testa che è Dio al centro dei tuoi pensieri, è Dio il centro della tua vita, allora tu darai quella parola che è rivolta a Dio, che è rivolta al regno di Dio, che è rivolta all'edificazione delle persone nella vita cristiana con Dio. Prima di fare un'azione, se tu pensi Dio è il centro della mia vita, tu farai quell'azione che è un'azione rivolta verso Dio. Ma se Dio non è al centro dei nostri cuori, se Dio non è al primo posto delle nostre vite, stavamo parlando anche mercoledì con gli uomini, non è sbagliato dare tanta importanza alla nostra moglie, non è sbagliato dare tanta importanza ai nostri figli, ma né mogli né figli devono essere al primo posto della nostra vita. Dio deve essere al primo posto della nostra vita e dopo di Lui vengono tutte le altre cose, perché se Dio è al primo posto noi riusciremo a essere buoni mariti, se Dio è al primo posto le mogli riusciranno a essere buone mogli, se Dio è al primo posto noi riusciremo a essere buoni genitori. Ma se Dio non è al primo posto, che consigli daremo ai nostri figli? Se Dio non è al nostro posto, in che modo ameremo le nostre mogli o i nostri mariti? Affinché noi possiamo vivere questa santificazione del nostro cuore, dobbiamo avere molto chiaro che Dio deve essere al centro, al primo posto, la priorità della nostra vita.
E è importante che noi facciamo questo, perché tornare indietro non è un semplice voltarsi, guardare, non è una cosa che non ha conseguenze. Tornare indietro quando si parla di vita cristiana è qualcosa che è associato alla perdizione dell'anima. C'è scritto nella lettera agli Ebrei, nel capitolo 10, dal versetto 32 in avanti, qua lo scrittore della lettera agli Ebrei dice: ricordatevi quei giorni in cui siete stati illuminati dallo Spirito Santo, in cui avete cominciato a scoprire queste cose, vivere queste cose meravigliose che si vivono insieme a Dio. Ma allo stesso tempo voi sapete che quando avete cominciato a vivere queste cose meravigliose è iniziata per voi una dura lotta, una vita di lotta e una vita dolorosa. Perché? Perché da quando avete cominciato a vivere con Dio voi siete stati oltraggiati. Voi avete imparato a fare amicizia con le persone che subivano anche le stesse cose. Avete fatto amicizia con i carcerati e allo stesso tempo avete provato gioia quando vi hanno derubato. Insomma, avete vissuto cose veramente brutte, ma l'avete fatto di cuore, l'avete fatto con amore verso il regno di Dio, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Questa è la grande verità che ci dice lo scrittore della lettera agli Ebrei. Avete vissuto cose bruttissime, ma le avete vissute perché sapevate di possedere una ricchezza migliore ed eterna là alla fine dei nostri giorni. Ma non finisce qua. Al versetto 36 dice: infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Versetto 39. Ora, possiamo dirlo insieme questo versetto: ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione. Ripetiamo ancora questa parte: ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione. Dillo adesso più convinto, sapendo che è una parola per te. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione. Ma chi siamo noi? Noi siamo di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Amen. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro. Noi non siamo di quelli che si voltano indietro, perché coloro che si voltano indietro lo fanno a loro perdizione. Coloro che si voltano indietro hanno tutto da perdere e perdono. C'è un episodio biblico che è molto conosciuto. Io certe volte mi chiedo com'è possibile che tutti i bambini conoscono questo episodio, perché è uno degli episodi forse più macabri che si trovano all'interno della Bibbia, che è la storia della moglie di Lot, no? È normale che i bambini conoscano Davide e Golia, perché vabbè, ma la storia della moglie di Lot, pensate, una donna che si è girata, è stata trasformata in una statua di sale, non è proprio la storia più divertente da raccontare ai bambini, ma tutti i bambini la conoscono, no? E probabilmente anche voi già la conoscete, ma c'è questa storia, questa è una di quelle storie, no, che quando la senti tu dici è una leggenda, no? Forse non è andata veramente così questa storia, no? Perché c'erano queste città di Sodoma e Gomorra che erano città molto peccaminose, e Lot abitava lì insieme alla sua famiglia. Dio decide di salvarlo, gli dice: vai via da Sodoma perché io sto per lanciare un giudizio su Sodoma, distruggerò questa città. Ma una cosa, tu vai via ma non voltatevi indietro. L'unica cosa che non dovete fare è non voltarsi indietro, no? Perché? Perché chi si volta indietro lo fa sua perdizione. E allora Lot scappa insieme a sua moglie, e sua moglie, come ben sapete, a un certo punto vede questa pioggia di fuoco scendere su Sodoma e Gomorra, si gira, guarda indietro. È interessante che la parola che qua è utilizzata non è guardare. La parola ebraica che qua è utilizzata è il sinonimo di contemplare. La moglie di Lot si è girata verso la città e ha contemplato la città. Ha contemplato la sua vita passata, la sua vita di peccato, la sua vita immersa nel mondo.
e in quel momento è stata trasformata in una statua di sale, no? E non è una cosa così assurda che è successa. La scienza, pensate, che ha dimostrato che è molto possibile che tutto questo sia avvenuto, no? Sembra che un meteorite sia caduto sulle città di Sodoma e Gomorra, o comunque sia passato di lì facendo una catastrofe che è paragonabile a quella di decine di bombe atomiche come quelle che sono cadute su Hiroshima. E essendo che quella zona, la zona del Mar Morto, è una zona molto salata, quando il meteorite è caduto ha fatto salire il sale che era sciolto, e poi quando è ricaduto al suolo ha posto delle torri, delle piccole torri di sale che in realtà fino ad oggi sono visibili nella zona del Mar Morto, no? E probabilmente, o forse certamente, una di queste torri contiene le ossa della moglie di Lot, no? E questo verso, però, questo verbo che viene usato è quello su cui mi voglio soffermare. La moglie di Lot non si è soltanto voltata a guardare, guarda la città distrutta, no, si è girata e ha contemplato la sua vecchia vita, è tornata indietro con i desideri del suo cuore, no? Tante volte vediamo, ho già visto almeno testimonianze di persone che si sono convertite, no? E quando raccontano la loro testimonianza di quando erano nel mondo, dicono: io quando ero nel mondo ero uno che si prendeva tante ragazze tutti i giorni, no? Dice un po' come fosse un campione, no? Io quando ero nel mondo ho usato tutti i tipi di droghe, ero veramente uno che tutti i giorni provava una diversa. Io quando ero nel mondo bevevo fino a non farcela più, come fossero tutte cose di cui vantarsi, no? Lo dicono certe volte, quando invece non è così che noi dovremmo pensare alla nostra vita quando eravamo nel mondo, alla nostra vita passata, no? Quando oggi noi guardiamo la nostra vita non lo dovremmo fare con contemplazione. Wow, io quando ero nel mondo bevevo un sacco, ero un grande perché bevevo un sacco. No, dovremmo essere più come Zaccheo, no? Se vi ricordate la storia di Zaccheo dopo che si è convertito non ha detto a Gesù, pensa che io prima di convertirmi rubavo i soldi a tutte le persone della mia città, ero uno proprio forte, adesso sono convertito, ma prima ero uno bravissimo a rubare i soldi alle persone della mia città. Non ha detto così, ma si è convertito e ha detto: Gesù, io sono pentito di quello che ho fatto, e se a qualcuno ho rubato io gli ridarò il quadruplo di quello che gli ho rubato. Noi dovremmo guardare la nostra vecchia vita non con il desiderio di quello che vivevamo, piuttosto con pentimento per quello che vivevamo, perché la strada che noi dobbiamo seguire non è indietro, la strada che noi dobbiamo seguire si trova davanti a noi. Anche Paolo diceva: se io volessi mi potrei vantare più di tutti quanti voi. E perché? Perché io sono stato circonciso l'8° giorno, sono della razza degli israeliti, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, secondo la legge fariseo, secondo lo zelo che è nella legge, persecutore della Chiesa. Insomma, io potevo vantarmi più di tutti quanti voi. Ma sapete poi cosa dice? Dice: quello che per me un tempo era un guadagno, oggi lo considero come un danno. Anzi, considero ogni cosa come un danno davanti all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. Io considero tutte queste cose come tanta immondizia, come tanta spazzatura, al fine di guadagnare Cristo. Qualche versetto più avanti, sempre Paolo dirà: fratelli, io non penso di avere già raggiunto la salvezza, ma una cosa faccio: voglio dimenticarmi delle cose passate, mi dimentico del mio passato e mi protraggo verso ciò che c'è davanti a me. Perché? Perché voglio correre verso la meta per ottenere il premio della mia celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quello che è tanto brutto quando noi ci guardiamo indietro, quando noi ci voltiamo indietro, perché il guardarsi indietro ci porta alla perdizione. Oggi
dovevo andare a casa di Raffaele perché era il compleanno di suo figlio. Sono arrivato un pochino in ritardo perché stavo per cambiarmi e mi hanno suonato alla porta i miei cari amici testimoni di Geova. Io non ho fatto resistenza, ho aperto il cancello, li ho fatti entrare, volevo anche offrirgli un caffè. Penso che hanno avuto paura che gli ho detto di entrare in casa e loro hanno detto no, forse pensavano che chissà cosa volessi fargli. E insomma abbiamo parlato un po' e io gli ho detto: guardate che io lo so che secondo voi io sono idolatra perché adoro Gesù e voi non adorate Gesù, no? Perché secondo loro Gesù non è Dio. Quindi lo so che secondo voi io sono idolatra e conforme a quello che ci dice la Bibbia, no? Che dice Paolo in Colossesi, gli idolatri non erediteranno il regno dei cieli, no? Quindi io lo so che secondo voi, finita questa vita, io andrò all'inferno, no? E loro mi guardano: no, stai scherzando? No, ma l'inferno non esiste. Santo cielo, ho detto: tornate la settimana prossima che parliamo ancora un po', adesso devo andare via. Ci sono persone, religioni, dottrine che pensano che questa cosa lì, che l'inferno non esista. Però, fratelli, la Bibbia è molto chiara: l'inferno è reale, la perdizione dell'anima è reale. Come è reale questa, è reale il paradiso, la nuova Gerusalemme, la vita eterna, chiamatela come preferite. E se noi non andiamo avanti verso questa strada che è stretta, perché Gesù ci ha detto che è stretta, è difficile, ma se non proseguiamo verso questa strada, questa via che Dio aveva detto anche al popolo di Israele: non vi chiedo sacrifici, una cosa vi chiedo, camminate sulla via che io vi do. Allora, se noi non proseguiamo verso questa via andando sempre avanti ma ci voltiamo indietro, se da una parte c'è il paradiso con la vita eterna, dall'altra parte non è che non c'è niente. Dall'altra parte c'è una perdizione eterna, c'è quello che Gesù più volte chiama uno stagno di fuoco e zolfo. Noi lo chiamiamo più comunemente inferno, e non è un bel posto in cui stare. Per questo io il desiderio che ho nel cuore, e penso che sia anche il desiderio di Dio, è che attraverso questa parola voi possiate uscire di qua sapendo che c'è una strada da seguire, che c'è una via, un cammino, un'unica direzione da seguire, e quella direzione è davanti a noi, non è indietro a noi. Quella direzione per noi che abbiamo già accettato Gesù, che ci siamo già convertiti, abbiamo già fatto il battesimo, abbiamo già confessato i nostri peccati, passato per il ravvedimento, vissuto esperienze con lo Spirito Santo. Quella strada è davanti a noi, e tutta la nostra vecchia vita, i peccati, gli errori, il vecchio uomo, quelle cose sono dietro a noi. Se noi ci voltiamo verso queste cose contemplandole con il desiderio, perché è un desiderio del nostro cuore quello di andare a ritornare a fare quelle cose, o semplicemente il piacere di quello che facevamo, questa cosa causa un giudizio nelle nostre vite, è un giudizio di perdizione. Ora, noi non siamo di quelli che si voltano indietro a loro perdizione, noi siamo di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Noi siamo di quelli. Non torniamo indietro, non voltiamoci verso il nostro passato, non voltiamoci con gioia, con contemplazione verso quello che abbiamo vissuto. C'è una strada che Gesù ha aperto davanti a noi quel giorno che è salito sulla croce. Quando il velo nel Tempio si è spezzato, un cammino santo, una strada santa si è aperta davanti a noi. Su quella strada noi dobbiamo camminare, su quella strada noi dobbiamo proseguire, su quella strada noi dobbiamo andare dritti senza voltarci, perché quella è la strada che ci porterà alla vita eterna. È una strada che noi possiamo percorrere quando Dio è al centro del nostro cuore, quando i nostri desideri sono rivolti a Lui e al suo regno. Ma se tu sei uno di quelli che non vuole andare all'inferno, non voltarti indietro. Se sei uno di quelli che vuole vincere la vita eterna, guadagnare questo premio, vai avanti, continua su questa strada. Gesù è alla fine, alla meta che ti sta aspettando.
Amen. Possiamo alzarci in piedi, chiamo il gruppo di lode. Quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, è stata instaurata la Pasqua di Israele. Dio ha messo nella sua legge questo giorno preciso come una festività che il popolo di Israele avrebbe dovuto ricordare e celebrare nel corso degli anni. Una festività che gli avrebbe fatto pensare, che gli avrebbe fatto ricordare quello che avevano vissuto, che erano schiavi ma che sono stati liberati da Dio. Quando Gesù instaura una nuova Pasqua, la Pasqua cristiana come noi la chiamiamo, quella che noi celebriamo nella Santa Cena, Lui ci porta a vivere qualcosa di nuovo. Se la prima Pasqua era soltanto una vera memoria di quello che era passato, delle grandi cose che Dio aveva fatto per Israele, la Pasqua di Gesù non si limita all'avere memoria delle grandi cose che Gesù ha fatto per noi. Abbiamo letto prima i versetti della Santa Cena che siamo soliti leggere, che sono le parole che Gesù ha detto quel giorno dell'ultima cena insieme agli apostoli. Ha detto: prendete il pane, spezzatelo, fate questo in memoria di me, fate questo in memoria di quello che io ho fatto, pensando, ricordandovi del sacrificio che io ho fatto. Prendete il vino, dividetelo, bevetelo in memoria di quello che io ho fatto. Ma quando Gesù finisce questo suo discorso, dice: perché ogni volta che voi mangiate da questo pane e che bevete da questo calice, voi state annunciando la morte del Signore finché Egli venga, fino al giorno del suo ritorno. La Santa Cena che noi prendiamo oggi, a differenza della Pasqua ebraica, non è solo un giorno di memoria, un giorno di ricordo, ma è un giorno profetico. È un giorno in cui noi dichiariamo qualcosa che ancora deve venire. È un giorno in cui noi puntiamo i nostri occhi sul futuro. È un giorno in cui noi camminiamo avanti sulla strada, non ci voltiamo solo e semplicemente indietro. È un giorno in cui noi ci esortiamo e possiamo esortare gli altri a intraprendere questa strada, perché Gesù sta tornando. Gesù tornerà in gloria in mezzo alle nuvole. Tornerà, e quando tornerà succederanno cose meravigliose per la sua Chiesa. Ma fino a che quel giorno non arrivi, noi dobbiamo predicare il Vangelo. Noi dobbiamo annunciare quello che Lui ha fatto e noi dobbiamo continuare su questa strada santa, questa strada gloriosa che Lui ha messo davanti a noi. Che noi come Chiesa di Cristo possiamo non essere di quelli che si voltano indietro alla loro perdizione. Che noi come Chiesa di Cristo possiamo fissare il nostro sguardo avanti, fissare il nostro sguardo su Gesù e camminare in direzione di colui che ha salvato le nostre vite, riscattato le nostre anime e ci ha concesso la vita eterna in Cristo Gesù. Amen. Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù, questa è la nostra preghiera alla fine di questo messaggio, che tu possa mettere in noi questo desiderio di camminare in avanti su quella strada santa che tu hai preparato, che tu possa mettere in noi, Padre, questo desiderio di non voltarsi indietro, che tu ci possa fare dimenticare, Padre, la nostra vecchia vita, che tu ci possa far dimenticare le cose passate, che non vengano nella nostra mente come qualcosa da contemplare, come qualcosa di cui gioire, come qualcosa di cui ricordarci felicemente, ma che possano essere un passato triste, un passato di pentimento, un passato da rinnegare, affinché possiamo camminare avanti sulla strada che tu hai messo davanti a noi. Sappiamo che tu hai preparato grandi cose davanti a noi. Sappiamo che hai già preparato una strada piena di miracoli, piena di benedizioni, e soprattutto che hai già preparato un luogo là dove oggi tu sei. Signore, noi vogliamo
vincere, vogliamo ricevere questa ricompensa, abitare in questo luogo. Dacci, Signore, la forza a noi come Chiesa di proseguire su questa strada, di mai voltarsi indietro, ma di avere Te come centro, come obiettivo, come meta, sicuri della nostra ricompensa in Cristo Gesù. Per questo noi ti preghiamo e ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Io mi arrendo a te, riconosco che sei il mio Signore, qui davanti a te, ciò che vuole solo adorare. Io Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, El Shaddai. Io mi arrendo a te, oh, ti conosco che sei il mio Signore, qui davanti a te, oh, ciò che vuole solo adorare. Io mi arrendo a te, riconosco che sei il mio Signore, qui davanti a te, ciò che voglio. Dichiariamo insieme, fratelli. Yahweh, 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 El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, io mi arrendo a te, Gesù, riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te, ciò che voglio è solo adorare. Spezzi ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro.
dichiariamo insieme. Spezzi ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fasci ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, Gesù. Spezzi ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fasci ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Stesso di catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fasci ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, Amen. Ti ringraziamo, Signore, per questa notte di Santa Cena. Ti ringraziamo per come ti sei manifestato ancora una volta a noi attraverso le lodi, attraverso le preghiere, attraverso la parola e attraverso questi alimenti che tu ci hai lasciato come segno del tuo sacrificio vicario per noi. Benedici, Signore, la tua Chiesa, benedici il tuo popolo, benedici questo uno in Cristo che è il tuo corpo che si muove su questa terra affinché possa muoversi sempre in avanti, mai voltandosi indietro, avendo te come testa e al centro del proprio cuore. Benedici la tua Chiesa, Cristo, benedici la tua Chiesa, che possa essere una Chiesa rilevante, una Chiesa forte, una Chiesa coraggiosa, una Chiesa che punta ogni giorno a conquistare la vita eterna in te. Nel nome di Gesù, Signore, che tu possa essere stato onorato e glorificato in mezzo a noi questa sera, che tu possa aver ricevuto la nostra migliore adorazione. È per questo che oggi siamo venuti qua e ogni giorno della nostra vita noi vogliamo adorarti e darti il nostro meglio. Per questo noi ti ringraziamo, Signore, per questo noi ti preghiamo, per questo noi ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Amen. Dopo il culto ci sarà qualcosa da mangiare qua. Non andate via, stiamo un po' insieme. Vogliamo festeggiare i compleanni di questa settimana. C'è Miguel di là che ha compiuto gli anni. 2 Miguel. Un altro che ha compiuto gli anni durante l'ultima settimana. Cristian. Zilda. Qualcun altro coraggioso che ha compiuto gli anni e vuole salire qua su. Aspettiamo i nostri bambini.
Amen. Possiamo stendere le nostre mani verso di loro per pregare per questo nuovo anno che Dio gli ha concesso. Signore Gesù, mettiamo questa sera davanti a te la vita di Christian, di Miguel e di Zilda, Signore, questi tuoi figli e figlie a cui hai concesso un altro anno di vita. Ti chiediamo, Signore, che la tua migliore benedizione possa riempire questo nuovo anno, che mai, Signore, venga niente a mancare davanti a loro, che la tua gioia, che la pace che viene da te, che la salute che viene da te possano accompagnarli in ogni momento di questo nuovo anno, e che soprattutto la tua presenza possa essere viva, reale e costante nelle loro vite. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora possiamo anche noi ricevere la benedizione da parte di Dio. Possiamo fare così con le nostre mani e chiedere che l'amore di Dio Padre, chiedere che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio riposino su tutti quanti noi e sulle nostre case, e come uno in Cristo possiamo dire Amen. Che Dio vi benedica